buonasera a tutti, io sono Stefano Girardo, ho 28 anni, una laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e fino a inizio aprile ho fatto il collaboratore parlamentare per il Movimento 5 Stelle al Senato. Sono di Bussoleno, la valle qui accanto. E proprio perché conosciamo bene le realtà di valle, noi che le abitiamo sappiamo veramente quali sono le nostre priorità, ma possiamo estendere a quali sono le priorità di tutti i cittadini italiani. Che io ho forti dubbi che chi abbiamo mandato fino ad ora, faccio un esempio, mi collego a Forza Italia, ad esempio di Vanzanicchi, che è di nuovo candidata, possa veramente portare quelle che sono le nostre necessità, che sono necessità di tutti i giorni, cioè noi non ci interessano le grandi opere inutili, ci interessa veramente il servizio pubblico locale, la sanità, tutte cose che ci fanno stare bene quotidianamente, eppure loro si dimenticano, perché? Perché vanno là e portano esclusivamente interessi delle banche e interessi di chi li ha mandati delle lobby. Oltretutto mi ricollego anche a quello che diceva prima Federico, il vostro candidato sindaco. Noi nei vari 7 punti che proponiamo come programma vogliamo un finanziamento dei fondi europei mirati sul settore agroalimentare, quindi sulla coltivazione della terra, sull'agricoltura, sull'allevamento, proprio per favorire il consumo dei prodotti nostri nazionali che abbiamo. Perché dobbiamo consumare le arance dalla Spagna che costano meno in quanto l'Europa finanzia il loro trasporto dalla Spagna all'Italia? Consumiamo i nostri prodotti che sappiamo come sono fatti, che sono più buoni, che sono delle eccellenze, e quindi andiamo a controllare veramente questi fondi, queste elargizioni a chi vengono date e con quale scopo. Quindi per far questo dobbiamo ovviamente andare là, andare in Europa, andarci in tanti, quindi dateci una mano con una croce il 25 maggio. Risottolineo del voto di preferenza, nel senso che troverete sulla scheda grigia il simbolo del Movimento 5 Stelle in basso a sinistra con 3 linee. Oltre a fare una croce si possono dare fino a 3 preferenze, nel caso di 3 preferenze una deve essere appunto di sesso diverso. E quindi aiutateci, sarà dura ma vinciamo noi. Grazie.